Il Governo è impegnato da un anno veramente a gestire il fenomeno, sia in sede europea con appunto l'autorizzazione all'operazione militare nel mare libico e l'operazione di ricollocazione di oltre 40.000 migranti negli Stati dell'Unione Europea, ma ovviamente è impegnata anche sul fronte interno. Nel 2004 ad ottobre con il cosiddetto decreto Stadi abbiamo raddoppiato il numero delle commissioni territoriali che sono chiamate a valutare la domanda di asilo o di status di rifugiato, e c'è un costante monitoraggio delle situazioni di criticità sul territorio. È chiaro che il sistema messo in piedi, peraltro accolto da tutti gli enti locali e dalle regioni nel luglio del 2014, è un sistema che funziona se tutti si prendono e si assumono il loro pezzettino di responsabilità. Purtroppo da questo punto di vista, fra tutte le regioni italiane, tutte, il Veneto è la regione che sta, col suo comportamento di scarico a barile e di mancata assunzione di responsabilità, è l'unica regione che non sta facendo funzionare un sistema che dalle altre parti funziona, pur con tutte le difficoltà che sono legate al fatto di dover ospitare su comunità anche piccole numeri abbastanza importanti di profughi che hanno ovviamente un aspetto di impatto sociale importante. La verità è che qui siamo in totale emergenza e il prefetto viene a parlarci di 10 anni di situazione di emergenza. Quindi noi di fronte a una situazione di questo tipo diciamo no a un'accoglienza che non è di profughi ma che è di clandestini, perché nemmeno un terzo di questi sono profughi. Di fronte a una situazione di questo tipo noi andremo a Roma a ribadire il no da parte della Regione Veneto, così come abbiamo fatto anche in conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, quindi non è vero che la Regione Veneto ha mai dato l'assenso all'arrivo di clandestini nella nostra regione. Un no all'accoglienza, il vostro, che però ha creato delle polemiche da parte dei sindaci. No, i sindaci giustamente hanno un problema, che devono gestire l'emergenza sul territorio. Il governo non fa altro che scaricare i clandestini sul territorio e di conseguenza loro giustamente chiedono una regia, ma la Regione Veneto ha esattamente lo stesso identico problema. Mi chiedo come mai il Ministero della Difesa neghi per esempio l'utilizzo delle caserme per gestire l'emergenza, però poi si utilizzano gli alberghi in località turistica per mettere clandestini. Ecco, quindi qua capisce che a livello governativo la mano destra non sa quella che fa la mano sinistra.